Buonasera, benvenuti a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete fare delle domande e chiedere tutto quello che volete all'ospite che abbiamo questa sera qui in studio, un ospite molto gradito anche vista l'attualità. Lui è l'assessore regionale della Sanità Veneto, Luca Coletto. Buonasera. Buonasera, Come buonasera a va? tutti. Insomma, direi bene, la sanità gode di buona Aspetti, salute. poi arriveremo a quel punto lì. Come è passato le vacanze natalizie, le feste Vacanze, natalizie? Ha lavorato ugualmente? abbiamo lavorato ugualmente come al solito perché noi lavoriamo in squadra, il governatore non ci lascia Tregua? assolutamente, è un rullo compressore, ma quando si è ministro bisogna essere così perché il nostro mestiere è quello di essere a disposizione dei cittadini, piaccia o non piaccia. Se uno sceglie di fare questo mestiere è a disposizione dei cittadini, quindi Che non c'è. poi non riesce mai ad accontentare tutti perché ci sarà sempre qualcuno che ovviamente non è contento. Io sarei strafelice di accontentarne il 50 più 1. Ecco, prima parlavamo anche per esperienza personale, Assessore, parlavamo prima in onda che la sanità in Veneto è una sanità di altissimo, in tutto il Veneto di altissimo livello, lo dimostrano ovviamente gli ospedali, i chirurghi, i medici, i primari e tutto l'apparato che gira attorno, insomma. Sì, allora, chi amministra è abituato a parlare per dati, no? Per delibere e per atti. La realtà dei fatti è che per il 2017 noi siamo stati certificati dal MEF come prima regione a livello nazionale per quanto riguarda l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Quindi per quanto riguarda le cure finalizzate alla sanità, finalizzate dal Fondo Sanitario Nazionale e destinate ai cittadini per essere curati. Quindi la prima regione per me e per noi, come squadra, come Regione del Veneto, in testa il Presidente Zaia, è una grande soddisfazione essere la prima regione certificata dal Ministero dell'Economia e Finanze, oltre che dal Ministero della Sanità, come prima per quanto riguarda l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Ci sono regioni che pur essendo diciamo in equilibrio di bilancio non arrivano ad essere le prime, e essere i primi come erogazione significa erogare sanità, erogare tutto quello che è previsto per legge, ma soprattutto in maniera equanime sul territorio, senza avere grosse differenze. Senta, io in questa trasmissione cercheremo anche di chiarire tanti punti positivi, ovviamente anche quelli negativi, perché Certo. per quanto riguarda questa materia sicuramente ci sono sia l'uno sia l'altro. Iniziamo da quelli un po', io sento parlare molto i medici, gli infermieri, siamo in pochi. Avremo bisogno di più personale e la Regione, in collaborazione con lo Stato, poi anche qui vorrei chiedergli il rapporto Stato con la Regione Veneta a livello sanitario, come funziona la cosa, come sta andando. È vero che ci sono pochi medici, pochi infermieri e praticamente un po' gli stessi addetti ai lavori si lamentano di questo? È assolutamente vero, le do anche un altro dato, noi spendiamo circa 30 milioni in più rispetto a quello che potremmo spendere nei confronti del rapporto che ci è stato dato dallo Stato. Noi abbiamo una deadline, definiamola così, che fa riferimento per quanto riguarda teste e costi al personale presente nel 2004. La legge Monti, il DL 95, la famosa spending review, Certo. ci ha dato un limite valido per tutte le regioni che è teste e costi del 2004 meno 1,4%. Noi spendiamo questi 30 milioni in più per quanto riguarda il personale. Su una cifra globale più 30 milioni che equivalerebbe a Allora, importo? noi spendiamo per quanto riguarda il personale circa il 40%, che sarebbe legato agli ospedali dove abbiamo il maggiore impiego di personale. Su 9 miliardi circa faccio un po' le sue valutazioni. Sì, 3 miliardi e mezzo, insomma, Ecco. più o meno. Detto ciò, noi li spendiamo, entro il 2020 però dobbiamo rientrare nell'equilibrio di bilancio, cioè rispettare questo limite. E questo è uno dei tasti che il governatore ha inteso portare al tavolo delle trattative per quanto riguarda l'autonomia. È paradossale che una regione in equilibrio di bilancio, che è la prima per quanto riguarda l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, non possa splafonare questo limite, il limite del personale. Noi siamo in equilibrio, chiudiamo i conti a zero,
Dio mio, dico che della disponibilità dei soldi dei contribuenti veneti ne risponde il governatore, ne risponde l'assessore, ne risponde la giunta, ma cercate di lasciarci fare il meglio per la nostra gente. Certo. Lo possiamo fare, lo facciamo in equilibrio di bilancio e sul tavolo della trattativa è giusto che ci sia anche la questione autonomia legata a questo limite. Perfetto. Chi è in equilibrio di bilancio può splafonare. Perfetto, assessore. Allora, riepilogando, la Regione Veneto aveva 22 direttori ospedalieri, giusto, dirigenti ospedalieri, Delle AS, delle sì. AS sono stati ridotti a 9, quindi Sì. anche lì i costi sono ridotti, sono state inglobate ovviamente più ASL, quindi già lì avete iniziato a risparmiare. Certo. Ecco, ma questo risparmio soddisfa le esigenze dei pazienti del territorio e anche non, previsto che l'eccellenza della sanità veneta non riguarda solo il Veneto? Allora, le rispondo molto onestamente. Ci vuole tempo per amalgamare situazioni provinciali che spesso e volentieri erano divise in 3 USN, se non in 4. Lo stiamo facendo, non stiamo peggiorando i costi, anzi stiamo migliorando perché insomma, abbiamo risparmiato sul personale, abbiamo risparmiato sui dirigenti, razionalizzando. Da 21 direttori generali siamo arrivati a 9, più 2 delle aziende ospedaliere e 1 dell'Istituto Oncologico Veneto, perché abbiamo anche lo IOV dove stiamo ottenendo di grandissimi risultati per quanto riguarda le cure oncologiche. Quindi la razionalizzazione, che non sono tagli delle prestazioni, prova ne è il fatto che quest'anno siamo i primi a livello nazionale per quanto riguarda l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, perché noi spesso e volentieri veniamo accusati di razionalizzare e quindi di tagliare le cure. Le cure sono le uniche situazioni che non vengono mai prese di mira dai tagli, anzi quello che è il risparmio che otteniamo dall'amministrazione pura, e dopo arriveremo anche all'azienda zero, dai costi amministrativi, noi lo ribaltiamo all'interno dell'erogazione dei livelli essenziali, quindi delle cure, delle prestazioni che vengono date ai cittadini. I nostri risparmi vengono fatti nell'ambito amministrativo per migliorare e aumentare quello che è il budget destinato alle cure. Quindi, se non sbaglio, dopo tutto questo il paziente è più tutelato. Se ritorniamo indietro, ovviamente c'è uno sperpero incredibile per quanto riguarda la sanità in tutta Italia. Magari il Veneto era quello meno, diciamo, era quello che guardava con più attenzione i vari costi, addirittura i paragoni sono quelli della famosa siringa in Veneto e quella in Sicilia, quanto costa. Detto questo, il paziente però è supportato da una certa sicurezza per quanto riguarda la sanità, oppure, visto che bisogna rientrare nei parametri nazionali, europei, quello che vuole per quanto riguarda i costi, hanno meno garanzie per quanto riguarda la tutela della sanità pubblica? Innanzitutto viene la tutela del paziente, la cura del paziente e la sicurezza del paziente, poi viene il resto. Quindi se noi abbiamo inteso agire dal 2010, da quando siamo in carica, perché io ho avuto l'onore di essere in carica nel 2010 come assessore alla sanità insieme al governatore Zaia, la sua giunta e il consiglio. Sono già 8 anni, quindi, assessore. Caspita, sì, sto invecchiando, sto diventando vecchio. Avete fatto un bel lavoro al di là. Io cerco di trovare la pulce per fare la domanda per i telespettatori, però lo dico direttamente, l'ho detto prima di entrare, essendo stato un paziente tuttora che frequenta molto l'azienda ospedaliera, posso dirle tranquillamente che sono davvero molto bravi tutti. Io sono ben contento di essere qua anche su situazioni che spesso e volentieri sono difficili perché riguardano la sanità. La sanità è un ambito estremamente complesso ma di estrema soddisfazione. Noi abbiamo sempre percorso sin dall'inizio la strada della razionalizzazione, l'abbiamo fatto quando siamo arrivati facendo il famoso libro bianco, cioè la fotografia dell'esistente. La fotografia dell'esistente per analizzare, capire dove c'erano le falle e dove intervenire. Siamo intervenuti con un piano sociosanitario approvato nel 2012 e con le schede successive e collegate approvate nel 2013. Stiamo già stendendo, è già stesa la bozza del nuovo piano sociosanitario che andrà all'attenzione del Consiglio naturalmente per la dovuta verifica e la dovuta votazione. Entro quest'anno vorremmo fare anche le nuove schede ospedaliere e territoriali. Questa è la grande novità che nessuno ha in Italia.
perché noi oltre ad avere le schede ospedaliere abbiamo anche quelle del territorio, i famosi ospedali di comunità, le famose unità riabilitative territoriali e tante situazioni che sono finalizzate e collegate a razionalizzazioni che si chiamano decreto ministeriale numero 70, che ha definito i posti letto per acuti nel 3 per 1000, lo 0,6 dedicate alla riabilitazione, e che noi abbiamo fatte nostre già nel 2012 e attivate con le schede del 2013, perché il decreto ministeriale 70 prevedeva il 3 per 1000. Tante regioni ne avevano molti di più di posti letto, ma il 3 per 1000 perché? C'è un motivo che prevede il 3 per 1000, perché si prevede una turnazione sempre più rapida di quelli che sono i posti letto per farli rendere sempre di più. In parole povere, scusa se la interrompo, vuol dire che il paziente deve rimanere poco in ospedale? Deve rimanere poco in ospedale. Curarsi praticamente. Ecco perché servono i posti letto sul territorio. Oggi avete dato che la nominazione è un po' americana, praticamente entri ed esci rapidamente, nei vari reparti c'è il reparto dove tu rimani ricoverato e il reparto invece... Quick surgery, day surgery, esatto, avete dato proprio di nomi anche tutti un po'... Che sono cose antipatiche, poi perché usare l'inglese? Noi che abbiamo la lingua più antica del mondo, voglio dire, l'italiano alla fine della fiera e prima ancora il latino e il greco. Però avete diviso, io ricordo i reparti una volta che un reparto era doppio, per esempio prendo il caso mio particolare di chirurgia, oggi è diviso in chirurgia una parte, urologia e quell'altra, faccio un esempio, c'è stato diviso proprio e sono diminuiti ovviamente i posti letto. Quindi ma c'è un motivo anche lì, perché le tecniche sono cambiate, una volta si operava a cielo aperto, si vedeva la feritona superficiale, adesso si lavora in laparoscopia con la chirurgia mini-invasiva, quindi... Aspetti, la interrompo proprio su questo. Nella chirurgia mini-invasiva, dunque nell'usare il laser, ci sono medici che sono bravi ad usarlo, medici che hanno l'esperienza, semplifico, un medico anziano che ha 60 anni è abituato a aprire la pancia, uso un termine papale così la gente riesce a capirlo, e usare e operare in quella maniera. Bravissimo, il miglior chirurgo del mondo, però abituato ad aprire. Se tu gli dai in mano un laser e non ha fatto una strada per imparare ad usarlo, può rovinare quel fisico lì e può rovinare quel soggetto umano. È una domanda che le faccio. Quindi vuol dire che chi usa le nuove tecnologie deve essere un medico giovane, un chirurgo giovane, o un chirurgo che ha fatto l'esperienza che in questo... Semplicemente un chirurgo che ha fatto anche questa esperienza. Ci sono dei corsi che abilitano all'uso della chirurgia mini-invasiva, da scuola di simulazione che abbiamo in azienda ospedaliera Verona, che naturalmente è una scuola per tutto il Veneto, che abilita all'uso del famoso robot, tante situazioni che invece di imparare sulla persona si impara sul manichino, si impara sul robot, si impara sulla simulazione fatta attraverso il computer e quant'altro. Quindi un'evoluzione importante anche di queste scuole. Le dirò di più, 3 per 1000 posti letto diminuiti, turnazione rapida, ma sono cambiati anche i sistemi per operare le persone. Adesso con la laparoscopia gli fanno 5 buchetti sulla pancia dove intervengono. Non c'è più un periodo di ricovero che va una settimana piuttosto che 15 giorni, ma 2, 3, 4 giorni massimo, e poi le dimissioni. Ecco perché i posti letto sono diminuiti e la turnazione è più rapida. Questo significa anche risparmiare, fra virgolette, tutelando il paziente con delle dimissioni protette attraverso l'ospedale in comunità, attraverso strutture riabilitative, ma alla fine della fiera tutto ciò serve a preservare il nostro sistema sociosanitario, il nostro sistema sanitario, che è quello che a livello europeo costa meno e dà tutto a tutti nella stessa maniera. Tutti vengono curati nella stessa maniera. Io credo che questa sia una conquista di civiltà e di etica incommensurabile e che non abbia valutazione al mondo. Siamo gli unici ad averlo, è il terzo miglior sistema sistema sanitario a livello mondiale, e a livello europeo è quello che costa meno, dando tutto a tutti. È vero, poi se, assessore Corretto, noi guardiamo certi paesi esteri, dall'Israele all'America, deve andare in ospedale con la carta di identità, cioè con la carta di credito, perché oggi devi pagare dappertutto. Qui ancora i costi sono a carico dello Stato, definiamolo così. Sono a carico del contribuente, esatto, ecco. Ma a carico del contribuente
con un'assicurazione che è a livello nazionale, senza andare in Israele e in America, che sono casi lampanti, diciamo. No, ma sono casi lampanti quelli. Io so di certo, perché è successo a un amico, che un'appendicite in America qualche anno fa costava 24.000 euro. 24.000 euro per un'appendicite, un'operazione che vale, il chirurgo esperto la fa in 10 minuti forse. E senza andare in Israele e in America, le assicurazioni valgono, ci sono anche a livello europeo, vero? In Germania e in Olanda ci sono assicurazioni, tutti i sistemi sanitari si basano su assicurazioni, su un sistema sostanzialmente, le vecchie mutue, chi ha la mia età se le ricorda. Io venivo accompagnato dalla mamma dal medico, ma andavamo da quel medico che aveva la convenzione con quella mutua, che sostanzialmente è un'assicurazione. Lo Stato negli anni 70 ha dovuto cancellarle, liquidarle queste mutue, perché le mutue vivevano su ricoveri e quindi si pompavano i ricoveri, erano ricoveri in maniera smisurata, venivano ricoverati, perché ogni mutuo, ogni assicurazione doveva guadagnare. Ecco perché questa differenza fra quello che è il rapporto PIL fondo sanitario in Italia, che vale il 6,5, è troppo basso, siamo quasi ai livelli della Grecia, e quello dell'Olanda e della Germania, che vale dal 10 all'11%. Ma c'è in mezzo un valore importante, che è un valore di amministrazione legato a, come dire, agli utili che devono fare queste mutue e queste assicurazioni. Noi invece questi soldi che abbiamo nella disponibilità li spendiamo solo ed esclusivamente per la cura del paziente, che è una cosa diversa, molto importante, e che mette al primo posto la sanità, non l'utile da dare alle mutue, alle assicurazioni o alle banche. Ecco perché il nostro sistema è il migliore a livello europeo e a livello, lo dico senza timore di smentita, a livello mondiale, perché non c'è speculazione. Dopo anche lì si può migliorare sicuramente. Noi quest'anno siamo stati i primi, ma la nostra volontà è quella di migliorare, di rendere ancora più elastico, di rendere più semplice anche la catena di comando. Abbiamo diminuito i direttori generali. Più corta è la catena di comando, più si risparmia e prima si arriva all'obiettivo. Ma serve sostanzialmente, l'abbiamo sempre fatto, per mantenere... La politica insegna la sanità dovrebbe essere ad esempio la politica in questo ragionamento. Perfetto, non fa una piega, guardi, io le critiche, se sono costruttive in questo caso, e vista la materia che trattiamo, è assolutamente costruttiva. Noi usiamo questo sistema, abbiamo sempre razionalizzato, soprattutto dal punto di vista amministrativo, per preservare quello che per quanto mi riguarda è il miglior sistema sanitario al mondo, perché le risorse vanno direttamente, solo ed esclusivamente, a beneficio delle cure da erogare al paziente. Certo, senta, ma siamo usciti un po' dalla strada della trasmissione, però poi ci ritorneremo perché voglio parlare anche degli ospedali, della sanità, se hanno bisogno di macchinari. Vabbè, ci ritorniamo poi, visto che ha parlato di Roma, però siamo andati in un discorso, il rapporto, visto l'autonomia richiesta da Zaia con successo nell'ultimo referendum, il rapporto prima dell'autonomia tra Stato e Regione Veneto per quanto riguarda la sanità, secondo lei è un buon rapporto, è un rapporto di collaborazione o è un rapporto un po' di tensioni per i diversi aspetti politici di chi governa e di chi governa la Regione Veneto ovviamente? Beh, sicuramente di tensione, ma questo è dovuto allo schieramento politico. Il governo che è stato in carica, che è attualmente in carica e ci porterà ad elezioni, aveva un'idea centralista, sia per quanto riguarda la sanità, ma anche per tutto quanto il resto. La sanità perché? Perché dicono che il titolo quinto, che ha dato la possibilità di programmare e di gestire la sanità alle regioni, non ha portato grossi risultati. Io sostengo l'esatto contrario, dico che per chi ha voluto gestire il federalismo sanitario nella maniera più corretta, cioè a favore dei cittadini, cioè a favore del territorio, ha dato grandi risultati. Tant'è che il Veneto è l'unica regione a livello nazionale che non ha addizionali IRPEF. Voi chiederete come fate? Razionalizziamo, tagliamo le spese inutili, tagliamo le spese amministrative e quello che risparmiamo sull'amministrativo lo giriamo sulla sanità, cioè sulle cure. Quindi io direi che è una grande opportunità quella che è la scommessa sull'autonomia.
il 98% dei veneti ci ha scommesso, ha detto sì all'autonomia e ha detto sì non per questioni, fra virgolette, meramente politiche di schieramento, ma ha detto sì perché il Veneto è un popolo che crede fermamente nella gestione territoriale di quelle che sono le risorse, perché più corta è la catena di comando, e torniamo al discorso di prima, certo, più facile è e raggiungere gli individuare gli obiettivi. eventuali errori e correggere E la raggiungere gli rotta. obiettivi. Beh, tutto giusto, però al di là, allora, nel tornare un attimo all'indietro, come lei ha detto, è stato un rapporto anche di tensione con lo Stato, Certo. ecco. E la maggior tensione dove la trovavate quando parlavate con i dirigenti, con il Ministro della Salute, cioè per quanto riguarda il ragionamento? Mi faccio un esempio, voi chiedevate un tot, lo Stato diceva no perché di qua, perché di là, cioè semplificando il concetto. Semplificando di molto il concetto sulle risorse evidentemente che venivano negate al Veneto. Abbiamo combattuto almeno 3 anni prima di mettere in pista quelli che sono i costi standard. Noi crediamo nei costi standard, ci crediamo talmente tanto che siamo stati gli unici a combattere, insieme con la Lombardia evidentemente, per mettere in pista questi costi standard. Il Veneto prende rispetto a quello che dovrebbe essere dato ogni anno 30-40 milioni di meno. Se poi teniamo in considerazione un altro fatto, Mi che scusi, le altre regioni? le altre regioni vengono compensate, questo è il famoso LAPIS, quello che si usa alla fine di quando Certo. si fanno i riparti, no? Io ho avuto l'onere e l'onore di farne 7 con quest'anno di riparti. Ci sono delle compensazioni che bisogna fare perché evidentemente Mi chiedo scusa, sono ignorante, mi chiede come fa lo Stato ad attribuire a determinate regioni? pro capite pesato. Avrà dei parametri, no, Certo, i giusto? Mi faccia un parametri. esempio in modo che anche il telespettatore riesca a capire. I parametri che abbiamo in uso ad oggi per quanto riguarda il riparto nazionale della sanità sono 2 sostanzialmente. Il numero degli abitanti, quindi cittadini, pesati per che cosa? Per età. Più anziani sono, più soldi prendono le regioni. E questo perché? Mi scusi, intervallo, quelle che di autonome, quelle come il Trentino, Quelle sono fuori. quelle sono fuori. Quelle sono fuori da questo tipo di riparto, Perfetto. salvo la Sicilia che prende il 50%, oltre a trattenersi le tasse, prende il 50% di quello che dovrebbe prendere se fosse regione a statuto ordinario. Perfetto. Sono stato chiaro? Chiarissimo, chiarissimo. Allora, i criteri sono 2 del riparto, per abitante, pesato per età. Quindi se la regione del Veneto ha tanti anziani, prende qualcosa in Quando più. si considera un uomo anziano per Dai la 65 anni in su, dai 65 anni in su, quindi noi siamo siamo assolutamente assolutamente fuori e giovani, su questo non si discute. Dai 65 anni in su, quindi il 20% della popolazione più o meno consuma l'80% delle risorse. Evidentemente quando si è giovani, fortunatamente, salvo grossi guai, non costiamo molto la sanità, ma questo fa parte della famosa assicurazione di cui parlavo prima a livello nazionale, no? Che va a compensare. In mezzo però ci sono altri criteri che devono essere rispettati. C'è la spesa, quella, ci sono le regioni spendaccione, le regioni furbette che magari non razionalizzano quella che è la rete ospedaliera, che noi abbiamo fatto da tempo, in particolare in Veneto è stata partita la razionalizzazione negli anni 80, il taglio e la chiusura degli ospedali inutili e quant'altro. L'organizzazione territoriale, i vari protocolli che devono essere aggiornati di volta in volta, spingere e declassare determinate operazioni che vengono fatte in sala operatoria che adesso vengono fatte tranquillamente in ambulatorio. E anche lì ci sono minori costi, le famose caterate una volta venivano fatte in sala operatoria, adesso vengono fatte in ambulatorio e il paziente va dentro la mattina e torna a casa tranquillamente la sera. Quindi sfruttare l'evoluzione tecnologica e scientifica anche a beneficio di questi risparmi, che non sono risparmi che vanno a impattare con la qualità della cura, tutt'altro, vanno a favore della qualità della cura, però ti permettono turnazioni più rapide. Perfetto. Allora abbiamo capito lo Stato come dà i soldi per quanto riguarda la sanità al Veneto. La Regione Veneto come distribuisce il patrimonio con le USL del territorio?
quali sono anche qui è un discorso di numeri, di persone, di anzianità? Abbiamo usato la stessa tecnica quest'anno, il pro capite pesato, con particolare attenzione alle zone montane, che evidentemente hanno una dispersione tale per cui costano di più, le zone lagunari, Venezia e Venezia. E far sanità a Venezia non è come farla, che ne so, in centro a Treviso piuttosto che a Padova, i trasporti sono più difficoltosi, sono tempi più lunghi, c'è bisogno di maggiore attenzione, piuttosto che la polverizzazione e la bassa antropizzazione del Polesine. Quindi controllate tutto varie, ovviamente gli anziani ma anche il territorio, perché Anziani, ovviamente... ci sono un sacco di Sente congiunture. Assessore, io la interrompo così perché ho tante domande da farle e non vorrei La dimenticarne vedo che sta qualcuna. fremendo. Sì, no, per questo motivo. Faccio un esempio, sono all'ospedale, non so, di Belluno, e ho bisogno di un laser, di una macchina nuova, costo dagli 80 ai 120 mila euro, credo sia questo il costo di una macchina di questo tipo. E la Regione gliela può accontentare questo ospedale e se sì, in che tempi e se no perché? Cioè, faccio un esempio banale, l'ospedale dice ok, prima mi ha detto giustamente, oggi il personale è diminuito perché la tecnologia è aumentata, il discorso non fa una piega. La tecnologia ha bisogno del supporto dei macchinari, un'azienda ospedaliera ha bisogno di una macchina, ho fatto un esempio un laser per dire un TAC, una macchina che esegue il TAC, la domanda è la Regione può accontentare questa azienda ospedaliera oppure mi dica lei. Allora, la Regione innanzitutto ha pianificato anche questo tipo di intervento. La scelta delle apparecchiature, il tipo di apparecchiatura destinata al tipo di ospedale. Nel piano sociosanitario gli ospedali li abbiamo divisi in hub e spoke, perno e raggio. Io ho criticato prima l'uso dell'inglese, il primo a farlo sono io, però Fatto lei, lo spieghiamo ho fatto chiarezza subito. Certo. Perno e raggio. Perno cos'è? L'ospedale capoluogo o l'azienda ospedaliera nel caso di presenza dell'azienda ospedaliera Padova e Verona. Gli ospedali hub hanno tutte le specialità, compreso le super specialità, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia toracica, che sono specialità importanti e pesanti, e quindi hanno bisogno anche di apparecchiature pesanti, fra virgolette, cioè costose. L'ospedale hub ha un bacino che vale 1 milione di abitanti. L'apparecchiatura legata all'ospedale hub, oltre a quelle normali e ordinarie, avrà anche apparecchiature che devono soddisfare le necessità di pochi pazienti e di quindi un bacino allargato. Quindi le più costose andranno a finire lì. Queste valutazioni il direttore generale le trasmette alla Regione del Veneto, la Regione del Veneto le manda in CRITE, che sarebbe la commissione territoriale per gli investimenti edilizi e quello legato alle apparecchiature, che fa valutazioni legate proprio al bacino di dove va questa apparecchiatura. Evidentemente l'apparecchiatura costosa andrà a finire non solo nell'ospedale hub, ma prevalentemente nell'ospedale hub per soddisfare le necessità di un bacino di 1 milione di abitanti, mentre gli ospedali di rete, gli spoke famosi, avranno apparecchiature che dovranno soddisfare le necessità degli ospedali di rete. Quindi non l'altissima tecnologia, ma la tecnologia adatta, necessaria e sufficiente a curare i pazienti per determinate patologie. Prima della pubblicità le faccio un'altra domanda cattiva, Assessore, non cattiva però è una curiosità. Vengono date queste macchine, come mi ha spiegato ora lei. Chi controlla se queste macchine sono, tra virgolette, è un modo improprio, però lo dico papale, sfruttate oppure meno? Cioè dico, io ospedale di Padova ho una macchina che costa 500.000 euro. Chi controlla che quella macchina è veramente usata per il valore che ha e per soddisfare i pazienti che avrebbe bisogno e che potrebbe fare? Noi abbiamo degli ingegneri gestionali che fanno anche queste verifiche, oltre a quelli relativi alle tarature degli apparecchi, anche le verifiche dell'impiego di queste apparecchiature, perché giustamente, come dice lei, e noi l'abbiamo detto anche quando abbiamo fatto l'apertura serale. L'apertura serale per le risonanze, per le TAC, abbiamo detto che queste aperture erano finalizzate anche ad agevolare l'accesso in ospedale dei pazienti che non avevano possibilità di usare gli orari normali, ma anche per ammortizzare prima soprattutto le apparecchiature pesanti, cioè quelle che costano di più.
quindi usarle più ore al giorno, non 4, 5, 6 ore al giorno, ma almeno 8 ore al giorno, in maniera tale che si potessero ammortizzare prima e acquisire apparecchiature innovative in tempi più Raggiunto rapidi. l'obiettivo per il momento? Ma direi di sì, anche perché la verifica viene fatta attraverso questi ingegneri gestionali, oltre che attraverso la commissione CRITE, che è una commissione composta da tecnici, che ha il solo compito di collocare correttamente queste apparecchiature negli ospedali che ne hanno necessità, col bacino di utenza necessario e sufficiente proprio a, come dire, a sfruttarle al meglio. Ci perdiamo un minutino, andiamo in pubblicità. Ma sì. Andiamo in pubblicità, tra poco rimanete con noi.